Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vorrei affrontare con voi l'esistenza di questo alieno che si chiama Matteo Salvini. E vi vado a spiegare perché è un alieno, perché sul pianeta Terra, a quanto pare, prendo atto che diciamo essere di destra, semplificando, in senso assolutamente, secondo me, come dire, non dogmatico e post-ideologico come a mio giudizio è la Lega guidata da Matteo Salvini, essere diciamo sovranisti nel senso che si presta attenzione alla sovranità popolare e all'esistenza e alla tutela di qualcosa come gli stati-nazioni rispetto alle burocrazie tecnocratiche. Essere conservatori nel senso che si vuole prestare attenzione all'eredità culturale occidentale insidiata dalla sbronza woke, essere liberali con la E, non liberal, cioè autenticamente attenti alla libera impresa, appunto alla libertà di pensiero rispetto alla cappa politicamente corretta, insomma essere di destra in questo senso e stare con chi è come te, con qualcun altro che è di destra in questo senso, a quanto pare una cosa strana, bizzarra, quasi inaccettabile. Perché lo dico? Perché Matteo Salvini e la Lega, dopo aver storicamente diciamo essersi schierati al fianco di Marine Le Pen, riconoscendo le numerose parole d'ordine in comune, alcune delle quali ho sommariamente elencato, e quindi anche nella partita europea non aver neanche diciamo finto di esaminare il possibile flirt con l'establishment incarnato da Ursula, ma essere rimasti linearmente sulle proprie posizioni analoghe a quelle della Le Pen. Ebbene, questo è già stato raccontato come indice di impresentabilità. È stato steso questo cordone sanitario su quello che è il terzo gruppo all'Europarlamento, perché i patrioti sono il terzo gruppo all'Europarlamento. Ma adesso emerge che è una cosa incredibile che Salvini faccia un tweet a favore di Trump che la pensa come lui. È davvero sul pianeta Terra a quanto pare una cosa recepita male. Mi riferisco al fatto che ieri Salvini ha dichiarato Biden che il grande Trump ha definito il peggior presidente USA della storia, ha finalmente annunciato il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca, offrendo il suo sostegno alla vice Kamala Harris, cioè ha fatto della cronaca dicendo che condivide il giudizio di Trump su quella cronaca. Non mi sembra una cosa particolarmente scandalosa. Anche qui Matteo Salvini da sempre, fin dal mandato Trump, no? Quindi da anni, ha linearmente detto di riconoscersi nell'agenda appunto di Trump, nell'agenda, vogliamo chiamarla occidentalista, nazionalista in questo senso contemporaneo, non ideologico, cioè di riconoscimento degli stati-nazione, antiglobalista nel senso critica con questa globalizzazione diciamo farlocca che è andata in scena, che è semplicemente un regalo alla Cina, al dragone comunista. Insomma sì, si è riconosciuto in questa agenda, si riconosce ancora e lo dice commentando il ritiro di Biden. Ed è una cosa incredibile che in tutti i talk di ieri sera, anche in uno in cui partecipava il sottoscritto, questa cosa era vissuta malissimo. Come si permette Salvini di essere di destra e quindi di dire che la pensa come Trump? E insomma, finché siamo alla commedia umana dei talk show ci può anche stare, finché te lo dice Luca Sommi del Fatto Quotidiano, che è una cosa inaccettabile, ci può anche stare. Ma quando il collega, diciamo, vice premier Antonio Tajani, che è anche ministro degli esteri, si sente di fare una precisazione, ci suona un po' più bizzarra, perché lui è intervenuto dichiaratamente a ruota di questa uscita di Salvini e ha detto: chiunque sarà il prossimo presidente noi ci lavoreremo bene, sia Trump che Harris. Beh, ma ragazzi, questa è un'ovvietà, io non credo che Salvini discuta questo. Faccio solo un esempio: la Lega ha votato tutti gli aiuti all'Ucraina che erano, come dire, una parte integrante dell'agenda Biden. Cioè non è che Salvini ha insinuato che non si lavora bene con i democratici americani o che si mette in discussione l'alleanza atlantica. Ha detto che la pensa come Trump e dice, va in giro a dire che spera che vinca Trump. Quindi, come dire, scusate, ma spezzo una lancia a favore dell'alieno,
cioè almeno l'alieno sapete chi è, come la pensa e con chi sta. Di questi tempi, permettetemi di dire, non è mica poco. Grazie a tutti e a domattina.